Buonasera, bentrovati amici del futsal italiano, bentrovati all'ennesima gara e all'ennesimo spettacolo del futsal italiano. Le vedete già al centro del campo, la Meta Catania contro la L84. Mettetevi comodi perché questo è un match tutto da vivere, perché sono due squadre che stanno non bene, benissimo entrambe. Lo vedete l'abbraccio tra due ex compagni di squadra, Carmelo Musumeci, il capitano della Meta Catania, e Giosico, capitano dell'L84. La panoramica grazie al nostro Francesco Caruso, che adesso metterà davanti a tutti voi i roster delle due formazioni. Ecco la L84 con il capitano Giosico e i convocati con Tondi e De Rienzo, che sono i due portieri, poi Rescia, Tulli, Fortini, Sicheira, Giusico, Braga, Cuzzolino, Coco Wellington, Mendez, Rocia e Raguso. L'allenatore è il signor Paniccia. I convocati da parte di coach Quandra con Tornatore e Sicheira assieme a Lanza, terzo portiere, poi Podda, Giulio Musumeci, convocato, fresco di convocazioni in nazionale assieme a suo fratello Mario, Silvestri, Pulvirenti, Dialluca, che è in un grandissimo momento assieme anche a Mario Salomone, Carmelo Musumeci, Anderson e Centorino che completa il roster. Manca alla Meta Catania Turmena, rientra Bocao. Il 5 da parte delle due formazioni. Sentite anche un Pala Catania che di martedì ha cercato di dare il suo contributo in termini di spettatori. Non è chiaro il solito Pala Catania. Vedete la Meta Catania dopo le foto di rito, pronta, una Meta Catania che viene dal sontuoso 6-1 rifilato alla Roma, mentre la L84 ha consegnato un poker di reti alla Came nell'ultimo turno di campionato. Ma soprattutto la formazione che vedete inquadrata di Alfredo Paniccia è in serie utile da 5 partite con 13 punti e pensate un po', non perde fuori casa dal 9 novembre a Pomezia. Andiamo a vedere un po' i roster delle due formazioni, con Rescia pronto a partire assieme a Cuzzolino, Tuli e Giussico, con in porta Tondi. Le scelte invece rossazzurre, con Sicheira tra i pali, Bocao, Dialluca e Salomone come laterali, davanti il pivot e Anderson. Comincia così coach Quandra. Attenzione subito alla profondità, l'ok da parte di Anderson, pallone che sfila a fondo campo. Ancora pressione subito alta sulla prima linea di possesso da parte dell'L84, che però prova a uscire in palleggio. Dialluca è aggressivo anche su Cuzzolino, pallone che viene recuperato dalla Meta Catania, che va a guadagnare un calcio d'angolo e trasforma subito l'azione da difensiva in offensiva. Calcio d'angolo, fuori la botta di Dialluca, è uscito bene Rescia. Ancora Meta in possesso palla. Bocao rientra dalla squalifica, quindi un rientro molto importante per la Meta Catania, che però ha perso Turmena per il giallo. Attenzione al movimento, la parata, il gol! È in vantaggio la L84. Immediatamente, dopo appena un minuto, il gol di Rescia per l'1-0.
Lo andiamo a rivedere. L'azione di Tuli che ha lasciato lì Salomone, la respinta corta di Siqueira e riesce ad anticipare Bocao per l'1-0. Vediamo adesso la reazione della Meta. Meta che deve reagire, ricordiamo che la formazione di Quandara sta mettendo dentro gare su gare in un calendario veramente probante per la testa e le gambe, sia per l'una che per l'altra. Meta Catania che ha messo dentro il suo primo trofeo stagionale dopo lo scudetto conquistato nella stagione 2003-2024. Questa ha consegnato il trofeo della Supercoppa giocata al Pala Catania con un'ubriacante vittoria in finale qui al Pala Catania contro Napoli, dove Napoli ci ha capito veramente poco. Un'onda anomala rossa-azzurra si è abbattuta sulla formazione di Colini, dando il là alla vittoria della Supercoppa per la Meta, che dopo lo scudetto ha messo dentro il secondo trofeo ambito della sua storia. Intanto cambi per Quandra, è andato dentro Giovanni Pulvirenti a fare la zanzara pivot. Provvidenza Pulvirenti che ha interpretato, a Roma ha giocato una partita impressionante, non ha segnato ma è stato il migliore in campo, pensate un po'. Podda, anche il collega Matteo Santi ha dato la palma del migliore in campo proprio a Giovanni Pulvirenti nell'ultima gara giocata contro la Roma, nella vittoria netta per 6-1 della Meta Catania. È proprio lui che però sbaglia la profondità stavolta, ne approfitta Giosico che va a 1000 all'ora, ma c'è Giovanni Pulvirenti ancora ad anticipare Guzzolino. 1-0 per la L84 al Pala Catania, il gol di Rescia dopo appena 60 secondi. Potrebbe essere un gol anche che sveglia un po' anche la Meta. Non stanno benissimo molti singoli della Meta Catania. Purtroppo i virus di stagione si fanno sentire. Podda! Michele Podda! Proprio lui! A bordo campo c'era stato il presidente Enrico Musumeci che aveva detto: mi mancano i gol di Podda. Eccoli qua, sono arrivati puntuali. Gli mancavano da poco, dalla Supercoppa. Profondità perfetta. Non esce benissimo, dobbiamo dire, Tondi. Non esce con forza. E Podda va a mettere dentro l'1-1. Ancora aggressiva la Meta Catania con Carmelo Musumeci che è entrato in campo. Recupera il pallone, ancora Podda. Podda! Traversa clamorosa. La Meta Catania si è scossa dopo il gol di Rescia. La capacità di reagire di questa squadra è qualcosa di impressionante. Ancora Meta, Podda verticale, anticipato Giovanni Pulvirenti da Rescia. Ancora Pulvirenti che poi spazza via per uscire fuori dalla pressione la L84. La partita è bella, l'avevamo detto alla vigilia. Due squadre che stanno bene, due squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Difende la palla Braga, prova a girarsi, c'è Silvestri ad accompagnare la sfera a fondo campo. Rivediamo l'altra occasione, Carmelo Musumeci inventa, Podda e la palla era dentro, la traversa ha aiutato Tondi. Intanto vola via Giovanni Pulvirenti sulla pressione di Fortini, non c'è fallo per l'arbitro. Non riesce a domare il pallone Braga, la rimessa laterale sarà in favore della squadra etnea. Vanno a parlottare l'arbitro e Giovanni Pulvirenti che si era lamentato per l'intervento scomposto da parte di Fortini. Ma credo non ci sia neanche bisogno perché la partita è molto bella.
quindi anche l'arbitro non ha necessità di andare a mettere un po' a posto le cose sugli animi, perché è elettrica nella positività del termine. Gran numero di Carmelo Musumeci su Giosico, non c'è fallo per l'arbitro, l'ha recuperata Giosico, c'è il ritorno di Carmelo Musumeci da dietro, il fallo fischiato invece al capitano della Meta Catania sul capitano dell'L84. L'ok tra i due, il primo fallo della partita. Circa 700 gli spettatori al Pala Catania, pochini rispetto al range, ma è martedì ed è comprensibile, un martedì lavorativo, sono le 19, solito i 1500, i 2000 spettatori del Pala Catania. Carmelo Musumeci va via, piattone dove non incontra il tapin da parte di nessuno. Grande azione, lo rivediamo da parte di Musumeci. Tondi in uscita, non ha inquadrato l'angolino, appena più largo. È una partita bella, dobbiamo solamente mettere l'armatura per le schermaglie di grande qualità, dobbiamo dire, da parte delle due formazioni. Mani in tasca per coach Paniccia. Una sfinge ferma Quandra, l'anticipo adesso pallone fuori, Musumeci calcia, Tondi in due tempi. Stiamo per varcare i primi 5 minuti. Pallone che si perde. La controlla Podda. Giosico sterza, poi sbaglia il suggerimento. Pallone che termina in fallo laterale, la riconquista la Meta Catania con Carmelo Musumeci. Anderson fuori per Carmelo Musumeci, la chiusura in maniera perfetta da parte di Braga. Muro sul capitano della Meta Catania, rivediamo, è arrivato di gran carriera, Braga però non ha tirato indietro la gamba, anzi l'ha messa in maniera decisiva. Cuzzolino, auto di destra, cambia gioco totalmente, prova la profondità adesso con Fortini nell'84, pallone dentro, interessantissimo, c'è stata però la chiusura ottima da parte di Anderson che non ha permesso la conclusione a Raguso. Si riparte con la rimessa dal fondo per Sicheira. Salomone, pallone alto.
si lotta su tutti i palloni. È arrivato adesso a chiudere anche Bocao. Proprio Giosico rimette il pallone, attenzione, sbaglia Gianluca, clamoroso errore da parte di Gianluca, che ha avuto una grandissima palla gol sull'errore di Giosico. Come al solito aveva fatto l'intercetto perfetto Gianluca, stavolta non è stato chirurgico come nelle ultime due gare Supercoppa compresa, dove ha segnato tanti gol. Gianluca che sta benissimo. Una Meta Catania che ha la fortuna di avere tanti giocatori che possono ricoprire vari ruoli. E Gianluca può fare il pivot, può fare il laterale, lo può fare Turmena, lo fa Anderson, l'ha inventato con Pulvirenti, Quanra. Insomma, veramente una squadra imprevedibile, la formazione rossazzurra, così come stanno bene con grande qualità gli uomini di Paniccia, che adesso vengono in avanti con Giosico, Suola, ancora Giosico, ancora lui, Cuzzolino, prestato da Salomone, prova il numero su Anderson, Sicheira, pallone che termina a fondo campo. Si riparte da Bocao. L'84 Panuccia chiama il pressing, è andato su un grido di Sali, anche la L'84 vuole la pressione sulla prima linea. Sicheira viene in avanti, il portiere della Meta supera il centrocampo, scarica su Salomone, verticale per Anderson, spalle alla porta, raddoppiato. Pallone per Salomone, Gianluca va ad affrontare proprio Sicheira, 1 contro 1, ancora Gianluca, non riesce a trovare spazio per il tiro, poi cerca di infilarsi in mezzo, recupera la palla, la L'84, Sicheira, la finta, calcia e poi Giosico non riesce a mettere dentro, facile facile per lui. Guardate come si è opposto Sicheira assieme a Gianluca, poi gli è rimbalzata male a Giosico. Pallone che si è alzato per l'ex della Meta Catania. Intanto Rescia, autore del vantaggio iniziale dell'L'84, ha messo il pallone in fallo laterale. Avevamo parlato di una partita aperta, di grande equilibrio, e così è per ora in questi primi minuti della prima frazione. (11:36) alla fine del primo tempo, 1-1. Al gol di Rescia ha risposto Michelino Podda. E intanto arriva il primo time out, ci fermiamo anche noi.
Si torna in campo. Tanto la respinta, il controllo di Gianluca che poi ha scaricato dietro. Silvestri va ad anticipare Giosico, si appoggia su Siqueira, poi Rescia respinge male, ne approfitta Gianluca che calcia, trova il corpo di Cuzzolino, rimane in attacco, la meta chiama lo schema Michele Podda. Silvestri, poi pallone dentro con Tondi che assieme a Giosico fanno buona guardia, può riprendere il possesso palla la L84, formazione di Torino che è sempre una delle squadre più temibili. Intanto è andato a recuperare il pallone Giovanni Pulvirenti, si riprende la rimessa di Gianluca, ha provato a girare ancora. Il tocco forse è stato di Rescia, vediamo, sì, no? No, non c'è nessun tocco, si riparte con la rimessa da parte del portiere Tondi, poi sulla pressione di Gianluca e Podda perde nuovamente il pallone la L84, torna in possesso la Meta Catania con il rientro in campo sul parquet del Pala Catania del suo capitano Carmelo Musumeci, un Pala Catania quest'anno imbattuto perché è l'unica sconfitta che è arrivata da parte della Meta Catania assieme a quella di Pomezia in casa, è arrivata al Pala Volcan di Acireale perché non era disponibile il Pala Catania è praticamente imbattuto. Bravissimo Giovanni Pulvirenti che ha capito tutto, diagonale di chiusura su Rescia. Angolo corto a tentativo di conclusione da parte di Tulli, riparte la Meta con Siqueira che trova Podda e poi attenzione, è riuscito a correggere dentro. È stato anticipato sul più bello, Carmelo Musumeci calcia, Rescia respinge. La Meta quando va a pressare crea tanti problemi alla L84, soprattutto nelle ripartenze fulminanti della formazione di Quandra. Pulvirenti aggredito da Giosico in maniera regolare, pallone che termina in fallo laterale. Musumeci, Pulvirenti, due cardini assieme a Podda, il terzo della nazionale di Salvo Samperi. Ancora Musumeci inseguito adesso, pallone che termina in fallo laterale. Pronto a entrare anche Coco Wellington, eccolo qui. Salvo Samperi che è in tribuna qui al Pala Catania. Pala Catania che intanto è andato a riempirsi un po' di più, saremo sui 1000 ed è martedì, quindi già è un buon risultato per la Meta in questo turno infrasettimanale. Podda ancora per Musumeci, sbaglia il tocco Podda, si è inserito Coco che poi ha perso la sfera, ancora Podda, ricomincia da Silvestri, Podda auto di destra, lo affronta Coco che lo ferma, ancora lui, pallone poi largo, gli applausi da parte dei Fortini.
8:39 alla fine del primo tempo, ci avviciniamo al minuto 12. Fallo, entrata dura da parte di Raguso su Giovanni Pulvirenti. Rivediamo il lancio di destro da parte di Siqueira, lungo, la solita sponda che fa sempre bene Giovanni Pulvirenti per chiamare il rimorchio di qualche compagno centralmente. Raguso è franato su di lui. Si rialza Provvidenza. E calcio di posizione per la meta, dove c'è Carmelo Musumeci che pensa. E quando pensa è molto pericoloso. Sul da farsi. Musumeci dentro, Tondi col piattone. Voleva andare a trovare il movimento verso il centro di Giovanni Pulvirenti. Ancora il capitano. Su Podda. Pressa bene però la L84, costringe ad arretrare il baricentro alla meta Catania, ma Musumeci guadagna metri con una classe pazzesca. La giocata di Podda, poi fermato sul più bello proprio da Raguso, che chiude benissimo. Riparte la L84, non lo fa bene, sbaglia Siqueira. Coco Wellington dentro per il pallone, poi salvato da Maurizio Silvestri, che chiama l'attenzione dei suoi grazie a Francesco Caruso. Andiamo a rivedere la giocata di Fortini, pallone per Raguso che ha calciato e poi il piedone di Silvestri ad anticipare Coco Wellington, che era pronto a metterla dentro. Ancora Fortini, chiude Bocao, prepotente, fa ripartire Salamone, ancora Salomone, cerca centro, viene chiuso. Salomone dentro, Pulvirenti! La meta Catania va in vantaggio. Provvidenza gonfia la rete. E Giovannino Pulvirenti, guardate, Salomone subito e lui come un rapace, pam, la mette dentro per il 2-1. Tondi non può nulla, la meta è avanti. Completa la rimonta la meta Catania dopo lo svantaggio che aveva subito dopo appena un minuto col gol di Rescia. Il pareggio di Michele Podda dopo pochi secondi, dopo il terzo minuto. E adesso al 12:30 guardate di nuovo Salomone veloce, viene presa un po' superficialmente la fase difensiva dell'L84. Pulvirenti non perdona. 2-1. Salomone anche lui sta in un gran momento di forma, ma non c'è tempo e non c'è un attimo di sosta, perché l'L84 adesso ha abbassato la testa e si è riversata cercando di bucare la formazione rossazzurra. Torna in possesso la formazione di Paniccia con Coco, chiuso la chiusura, il muro di Carmelo Musumeci che si è messo in mezzo tra Coco e Raguso. Scusatemi, tra Coco e Braga. Bocao trova Salomone dall'altra parte, apre su Carmelo Musumeci che va ad affrontare Coco Wellington, lo salta anche Tondi, che poi però riesce a recuperare il pallone. Anche Carmelo Musumeci è in una forma impressionante, il capitano.
Attenzione, pallone dentro, il pareggio della L84. Anche qui in maniera fulminea hanno approfittato di una lentezza in chiusura della difesa della Meta Catania. Guardate la rimessa anche qui, anzi il pallone non è neanche uscito, è stato Giosico bravissimo a trovare in mezzo Tuli che ha messo dentro il gol del 2-2. E dunque è cambiato ancora il punteggio, grande equilibrio in questa partita, 2-2 tra Meta Catania ed L84. Cuzzolino ancora un po' così sornione, l'argentino non si è fatto sentire tanto, attenzione, adesso voleva restituire il favore Tuli a Giosico che non è riuscito però a coordinarsi bene verso la porta. Tra poco stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di gara. Ancora pallone sporcato da Giosico e il tentativo ancora di Tuli. Gianluca è andato a cercare il pivot Anderson, è stato chiuso da Sicheira. Si riparte dalla rimessa laterale per la L84. Tondi col mancino a cercare profondità, non può mai arrivare sul pallone Giosico. Viene avanti Sicheira, scavetto buttato lì, stavano per scadere i 4 secondi. Recupera il pallone Salomone, lo consegna ad Anderson, fuori per Bocao. Tondi all'angolino, si è abbassato il portiere della L84 a respingere il pallone. 5 dal termine del primo tempo, time out per la Meta Catania. Si torna in campo dopo il time out di coach Quanara, che vuole sfruttare nel migliore dei modi anche questa palla inattiva. Salomone, Gianluca, Bocao, Anderson cercheranno di non far passare il pallone gli uomini di Paniccia. Salomone fuori, Giosico a chiudere su Gianluca. Ancora angolo, Bocao dentro, non riesce la correzione ad Anderson, poi Salomone salva un gran pallone, lo restituisce a Sicheira che varca la metà campo, palla al piede, la dà ad Anderson che si gira bene, scarica per Bocao che poi prova il pallone dentro, non ci sono maglie rosso-azzurre a correggere verso la rete. Sicheira tocca corto,
Giosico, auto di sinistra, attenzione perché va via con grande destrezza Giosico, con Bocao che lo va a pizzicare e lo va a fermare nel modo giusto, al momento giusto, perché poi si va a sedere in quella che è stata la sua panchina. Un giocatore veramente importante, quel 10 se lo merita tutto dietro la maglia. Cuzzolino, Bocao che va a fermare sul più bello Tuli, poi calcia Bocao. Per Tondi è facile. Giosico inseguito da Salomone, pallone per Cuzzolino, Sicheira, Tuli, auto di sinistra, prova la conclusione, under di Gianluca va a chiudere. Ultimi 4 minuti del primo tempo, sempre 2-2 di questa bellissima partita. Polvirenti trova corridoio, Gianluca è andato a doppiare Sicheira, poi Giosico è andato a recuperare in maniera provvidenziale su Salomone che arrivava di gran carriera dentro l'area di rigore. Bocao sbaglia purtroppo il piattone di destro, ha intuito Giosico, riparte l'L84. Pressa la meta Catania. Tondi fa un passo in più, perde tempo e sfera il possesso, ritorna alla formazione di Quandra, è rientrato Silvestri. Cuzzolino doppia finta, tocco per Giosico, poi Rescia anticipato da Salomone, Silvestri, Tondi fa buona guardia. La meta mantiene il pressing alto con Gianluca, con Salomone, con Polvirenti. Pallone che adesso carambola in fallo laterale, entriamo negli ultimi 3 minuti. In zona d'attacco la L84. Cuzzolino, attenzione perché se la sposta sul sinistro può essere pericolosissimo. Non glielo permette Gianluca che prende anche una mano in viso. L'arbitro ferma il gioco. Musumeci viene pressato da Giosico, poi Silvestri deve rifugiarsi in fallo laterale sulla pressione di Braga. Può tornare in possesso la L84 che fa accomodare in panca Giosico, rimette in campo Fortini. Proprio lui, possesso verticale per Braga. Rescia, Cuzzolino, ancora Silvestri che sta giocando una buonissima partita, il numero 5 rosso-azzurro. Pallone che termina in fallo laterale, 120 secondi alla fine di questa prima frazione bella, spettacolare, con i gol di Rescia, il pareggio di Michele Podda, il raddoppio di Giovanni Polvirenti e il 2-2 di Tuli. Podda sempre nella sua zona comfort, adesso se ne va centralmente alla ricerca di Polvirenti che va a difendere il pallone.
Carmelo Musumeci elude l'intervento di Braga, se ne va via, poi fa partire Podda, non può arrivare, non era male l'idea. Cuzzolino, poi Coco per Rescia, ancora Coco, Rescia, esce Sicheira, fa ripartire la sua squadra con Podda, zona centrale, cerca ma non trova Giovanni Pulvirenti perché Cuzzolino ha capito tutto. Ancora adesso Sicheira sull'auto di sinistra, trova Cuzzolino, tacco, Sicheira dall'altra parte, tutto bello come la parata di Sicheira sul piattone di Rescia. Che azione della L84, tutta da rivedere, bravo Sicheira a rimanere in piedi. Rivediamo il tacco di Cuzzolino, Sicheira dall'altra parte per Rescia, bravo anche il portiere della Meta Catania a rimanere in piedi fino all'ultimo, non l'ha alzata. Adesso ancora Pulvirenti, smanaccia Tondi fuori, Podda, carambole, pallone allontanato dal numero 8 della L84 per gli ultimi 40 secondi della partita. ...26 punti della Meta Catania che è al secondo posto in classifica, 23 quelli dell'L84 che è al quinto posto, ma agli stessi punti di altre tre squadre, se lo dividono. Intanto si scontrano Sicheira e Tondi, Tondi rimane a terra, il gioco è fermo. Si riparte con la rimessa laterale per la Meta Catania che potrebbe sfruttare in questi ultimi 14 secondi questo piazzato, pallone fuori per il suo capitano Carmelo Musumeci, la finta, manda al bar Coco, poi Dialluca vuole alzare, Tondi ha capito tutto, mette in calcio d'angolo, Dialluca fuori, Carmelo Musumeci, Tondi dice di no al possibile vantaggio della Meta. L'avevano fatta bene Dialluca e Carmelo Musumeci, Tondi ha detto no. 4 secondi, fuori Dialluca, pallone alto. E si finisce col grande spettacolo di Meta Catania L84 in questo primo tempo. Sirena, fischio dell'arbitro, 2-2, grande spettacolo. Mettetevi comodi, prendiamo una pausa, poi torniamo perché ancora dobbiamo vederne delle belle.
Tutto pronto per l'inizio della ripresa, vedete già il pallone inquadrato, vedete anche il piedino sinistro di Giovanni Pulvirenti, lui che ha realizzato il gol del 2-1, poi pareggiato da Tulli. Si riparte, Meta Catania 2, L84 2. Primo tempo bellissimo, spettacolare, anche con qualche errore, soprattutto in appoggio, ma perché il ritmo è stato frenetico da parte di tutte e due le formazioni. Con una vigilia anche un po' particolare per la Meta, senza Turmena, con Carmelo Musumeci che è febbricitante, vi diciamo solo questo, assieme anche a Sebbi Tornatore. Attenzione, Giussico! Era arrivato con i giri giusti, è andato a chiudergli lo specchio Siqueira, costringendo a cercare l'angolo più lungo. È uscito bene Siqueira, lo dobbiamo dire. Cuzzolino, ancora lui, Rescia, profondità verso il nulla, la rimessa laterale sarà per la Meta Catania. Silvestri, ricomincia da Siqueira che viene avanti, palla al piede. Musumeci affrontato da Giussico, i due capitani si affrontano. Ancora dentro, Podda cerca Pulvirenti, ha capito tutto Cuzzolino. Poi la pressione da parte della Meta. Pallone che è uscito, se l'è portato fuori il numero 6 Tuli, autore del 2-2. Riparte in zona offensiva la Meta Catania con Pulvirenti pronto a battere il laterale, fuori Podda, calcia, poi Silvestri, Giussico Muro, Musumeci, palo, vicinissimo al 3-2. La Meta Catania, secondo legno della partita per i rossoazzurri dopo la traversa di Michele Podda. Eccolo qua, ha spostato la palla Musumeci, ha incrociato, palo da parte del capitano. Tondi, pallone per Tuli, Giussico pressato da Carmelo Musumeci, poi Cuzzolino cerca la profondità verso Rescia, ha capito tutto Siqueira. Pallone che esce fuori con l'intervento di Siqueira e anche di Silvestri che è uscito perfettamente, palla al piede. Podda, pallone toccato, sarà calcio d'angolo per la Meta? No, la rimessa dal fondo è per la L84.
Giosico se ne va via, fallo trattenuto da Podda. Voleva il cartellino Giosico, non è dello stesso avviso l'arbitro. Primo fallo al minuto 3 della partita e della Meta Catania e di Michele Podda che si riaccomoda in panca. Bocao prova a recuperare pallone di testa, poi Pulvirenti non riesce a toccare verso la porta in maniera decisiva. Attenzione, siamo dall'altra parte con Sicheira che va ad anticipare Braga. Non c'è sosta, Gianluca nella metà campo, Carmelo Musumeci Tondi a respingere la bellezza di Meta Catania L84, 2-2. Musumeci, calcio d'angolo, pallone che attraversa l'aria, gli applausi di Giovanni Pulvirenti che è stato fermato da Giosico col corpo. In tribuna per coach Paniccia il pivot brasiliano Rocha. Musumeci trascinato a terra da Giosico, poi attenzione, schermaglie in campo, Tondi va ad abbracciare Carmelo Musumeci che ce l'ha con Sicheira che è andato a pressare, ha dato un calcio, sì, si vede proprio nel replay, il calcio di Sicheira a Carmelo Musumeci, il pallone era fermo, lì guardate il calcio all'altezza dell'addominale basso, dello stomaco da parte di Sicheira. Musumeci va a muso duro con Sicheira, vengono ammoniti tutti e due. Non capiamo però sinceramente il giallo a Carmelo Musumeci, forse per la palla trattenuta, il calcio allo stomaco è di Sicheira. Però così ha deciso l'arbitro, l'udienza è tolta. Si riparte con la punizione in favore dell'L84, Bocao a recuperare la posizione, ad anticipare Braga. Tondi, pallone lungo. Ancora Bocao, Sicheira ha capito il fallo, c'è l'ammonizione. Anche per Weber in panchina, per il dottor Giusti, l'arbitro sta ammonendo tutti. Il fallo di Gianluca secondo l'arbitro, ancora giallo anche per Tornatore.
Il controllo da parte di Raguso che poi si appoggia su Tondi. Lungo Siqueira blocca. Contrariato Quanra in panca, non ha digerito la decisione dell'arbitro sul fallo fischiato a Gianluca, soprattutto anche le ammonizioni alla panchina della Meta Catania, al dottor Giusti, al suo secondo e preparatore dei portieri Michel Weber e anche ai danni di Sebbi Tornatore. Gianluca verso Anderson, non arriva il pivot brasiliano. Bocao anticipa Braga, consegna a Gianluca che allarga a Salomone. Ancora Salomone, Gianluca cerca Anderson, aggredito, raddoppiato ancora una volta da Siqueira e da Wellington. Non c'è nulla per l'arbitro. Gianluca a centro, non ci sono maglie rosse-azzurre, ci sono quelle bianco-nero-verdi della L84. Attenzione, altro giallo, anzi c'è l'espulsione da parte del dottor Giusti che viene allontanato. Salomone alla ricerca di Anderson, si scalda il Palacatania. Bocao finta, rientra sinistro, alto. Perde il pallone sulla pressione di Anderson, la L84 sta pressando un po' di più adesso la Meta. Bocao, pallone toccato da Coco Wellington, sarà calcio d'angolo? No, non c'è tocco. Secondo l'arbitro Bocao va a recuperare. Poi Gianluca, ancora Bocao. Anderson, 1 contro 1. Ancora Bocao, zona centrale, Salomone, dialogano i due, poi verticale, troppo lunga. Cuzzolino butta via il pallone, non ci sono maglie dei suoi compagni di squadra. Può ripartire la Meta Catania con Siqueira che trova Salomone. Anticipato sul più bello da Raguso, la rimessa però in attacco è ancora per la Meta Catania. Dentro Gianluca, Tondi c'è, ha calciato forse troppo bene Gianluca, se l'ha ritrovata addosso Tondi. Pressa alto la Meta, prova a uscire, palla al piede la L84. Cuzzolino sbaglia il sinistro, fallo laterale per la Meta Catania che rimane ancora nella metà campo della L84. Bocao verso Anderson che arpiona, poi prova a metterla dentro ma non riesce. Il doppio controllo al numero 27 rosso-azzurro. Giosico, numero su Salomone che poi lo trascina a terra e si becca il giallo Mario Salomone. È anche vero che nella gestione troppi gialli per una partita che non è cattiva, è una partita spettacolare, veloce.
Fatto sta che stanno decidendo così gli arbitri. E attenzione perché questa è punizione pericolosa, perché c'è Giosico largo, attenzione a Cuzzolino, Giosico non riesce il tocco a Raguso. Podda, Salamone, ancora Podda, perde il pallone, lo recupera Giosico, numero di Giosico, pallone dentro, Raguso non si gira, Cuzzolino, pallone fuori, pericolosa la L84. Ha provato a metterla di giustezza Cuzzolino nell'angolo. Attenzione perché ha spazio ancora l'argentino. Cuzzolino dentro, Giosico! Che si è divorato Giosico! La meta Catania viene graziata dallo spagnolo. Podda, doppio rimbalzo, Cuzzolino, la para Siqueira, che poi lancia lungo, troppo per Pulvirenti. Tondi, Silvestri anticipa Tuli che trattiene la sfera. La punizione sarà per la meta Catania. Chiede la distanza Carmelo Musumeci, che è rientrato. Calcia Musumeci, pallone rimane lì, Silvestri, Musumeci fuori, Podda, pallone alto. È una partita appesa ad un filo, può accadere qualsiasi cosa da una parte o dall'altra, sta pressando un po' di più la meta Catania, l'aria della L84, però la L84 quando riparte, prima con Cuzzolino, poi con Giosico, è veramente pericolosa la formazione di Paniccia. L'anticipo di Podda, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, pallone fuori, ha calciato Cuzzolino. Silvestri era in traiettoria a respingere. 8 vittorie in 12 partite per la meta Catania, 7 le vittorie per la L84, 2 i pareggi per tutte e due le squadre, una sconfitta in più per la formazione di Paniccia, 2 per la meta Catania, 3 per la L84, una meta che però ha una difesa veramente importante, solo 20 gol subiti dalla formazione di Quandra, sono 31 quelli subiti dalla L84, senza contare quelli di oggi ovviamente. Siqueira, Carmelo Musumeci viene affrontato da Mendes, che è entrato adesso sul parquet del Pala Catania. Ancora Musumeci contro Mendes, doppio passo di Carmelo Musumeci, pallone dentro, respinto da Tondi, poi carambola con Cuzzolino che ha trovato il corpo del capitano della meta Catania. La rimessa sarà per la formazione torinese. Giosico ha rischiato di incartarsi, l'ultimo tocco di Podda, rimessa laterale per la L84. Cuzzolino prova a inventare verso Rescia, non è d'accordo Pulvirenti che va ancora a pressare il numero 5 della L84. Mendes non lo fa girare Silvestri, gli ruba il pallone Carmelo Musumeci, siamo dall'altra parte, Podda ancora per il capitano etneo, ancora Musumeci, 1 contro 1, si ferma, zona centrale, non lo molla Rescia, non perde la sfera Musumeci che continua a danzare.
poi verticale per Pulvirenti, fuori Silvestri, pallone fuori. Non male il tentativo degli uomini di Quandra, pronto tra poco ad entrare Bocao, parlottano Quandra e Bocao. Dobbiamo mettere dentro la partita veramente ottima, bella da parte di Maurizio Silvestri. Giosico, Cuzzolino, zona centrale i due. Rescia, attenzione che ha rubato il pallone Giovanni Pulvirenti, che poi ha provato a trovare Podda. Giosico provvidenziale, si è immolato il numero 10 dell'L84. Siamo nuovamente nella metà campo della formazione di Paniccia, con Musumeci che prova il sinistro, pallone toccato, calcio d'angolo, schema chiamato da Bocao. Giosico ad anticipare Pulvirenti sulla giocata Bocao-Podda, guardate, la rivediamo, Bocao-Podda era lì, Giosico ha capito tutto. Sicheira viene in avanti, si ferma, zona centrale, Podda perde il pallone, poi Cuzzolino, Sicheira ha recuperato, aveva trovato la porta l'argentino. Podda dentro per Provvidenza Pulvirenti, Podda ci arriva col piedino Tondi, lo rivediamo, bello l'1-2 con lo scarico giusto, Tondi reattivo sul sinistro di Michele Podda. Carmelo Musumeci 1 contro 1, calcia, non riesce il tap-in a Giovanni Pulvirenti di un nulla. L'ultimo tocco però è di un giocatore, forse Braga della L84, il Pala Catania spinge la meta Catania. Musumeci finta, rientra, calcia, angolo. 9:39, siamo a metà anche della ripresa. Bocao, Musumeci sulla linea, Braga. Non è fortunata la meta Catania. Adesso è un assedio, ancora Pulvirenti. Spalle alla porta, fuori per Michele Podda. Cuzzolino gli becca il pallone, poi prova a lanciare Braga. Recupera Bocao. Ha perso un po' di tempo Cuzzolino, poteva anche andare a puntare la porta lui, non l'ha voluto fare. L'84 che recupera il pallone con Tondi, calcia sopra la traversa di Sicheira. Gianluca, Pulvirenti pretende troppo, Bocao da Carmelo Musumeci. Entra Salomone, respira, un capitano stoico. Nonostante la febbre, Carmelo Musumeci in campo senza risparmiarsi. Tacco di Salomone, Gianluca, anche lui va a chiamare Giovanni Pulvirenti che applaude l'idea, non era male di Gianluca. Aveva bisogno però di un ulteriore motorino Giovanni Pulvirenti, che già ne ha tanti motorini nelle gambe.
La va a recuperare ancora lui, Gianluca. Bocao. Salamone. Ha provato la giocata Pulvirenti. Salomone in anticipo su Siqueira. È una meta che sembra essere sul pezzo per il gol, ma è una partita strana. È una partita molto ma molto equilibrata, anche della sofferenza in questo momento della L84. Coco. Salomone ha chiuso la traiettoria di passaggio. Chiuso anche Gianluca. Non ha permesso a Coco Wellington di andare su. Tuli. Siqueira centrale, Anderson lo chiude. Tondi alla ricerca di Tuli, ha capito tutto Bocao. Salomone, auto di sinistra, se ne va, calcia Anderson! Con la punta non è riuscito a inquadrare la porta. Attenzione a Gianluca, non c'è fallo. Aveva recuperato il pallone, per l'arbitro non c'è nulla. Ancora Gianluca contro Siqueira, fischia il fallo a Gianluca. Tuli. Anderson lo ferma, Gianluca riparte, ancora Gianluca, zona centrale, lo chiude Siqueira sul più bello. La rimessa laterale per la Meta Catania. Bocao, Anderson, guadagna spazio, prova a girarsi, non trova la porta. Attenzione a Tuli dall'altra parte che calcia male. Riparte male, si ferma, crampi per Tuli. Mancano 6:44 alla fine della partita. Gianluca, attenzione, Coco, la respinta di Siqueira che c'è, applaude Weber, il suo portiere, rimbalzo fortunato, ha calciato di sinistro, Siqueira è rimasto lì, il tiro non ha preso un angolo particolare, è stato reattivo il portiere della Meta Catania, che dobbiamo dire ha risposto ed è cresciuto gara dopo gara, conquistandosi uno spazio importantissimo. È stato eletto miglior portiere della Supercoppa. Insomma, un gran momento per Pedro Siqueira. Attenzione al pallone fuori. Calcia in maniera strozzata Braga, pallone finisce fuori.
Entriamo negli ultimi 6 minuti. 4 falli per la Meta Catania, 0 per la L84. Musumeci, Giosico in anticipo. Ancora lui, ancora Giosico. Lo va a pressare Giovanni Pulvirenti. E adesso c'è un L84 che fiuta il quinto fallo della Meta Catania. Carmelo Musumeci trova il corridoio, Gianluca. Era salito di 1 metro in più Giovanni Pulvirenti, si aspettava lo scarico verso il secondo palo. Gianluca invece ha cercato il centro dell'area, non c'erano maglie. Rosso-azzurre, possesso L84, Braga, spalle alla porta, scarica per Giosico, ancora Braga, affrontato da Silvestri che non lo fa girare. Cuzzolino, Giosico, sale la Meta Catania in pressione, Silvestri la recupera, siamo nella metà campo, Silvestri, ultimo tocco, sarà calcio d'angolo. Lo va a battere Gianluca. 5:32, pallone fuori per il capitano della Meta Catania, che ne ha ancora. Sicheira, ancora per Musumeci che mette il pallone dentro, calcia Tondi, va a respingere ancora, pallone in tribuna per Braga. L'ha messa a terra, accelerato, ma ancora Tondi ci è arrivato col piedino sinistro, come era stato bravo su Podda. Decisivo il portiere dell'L84 in questo secondo tempo. Ultimi 5 minuti di partita. 2-2 tra Meta Catania e L84. Attenzione, pallone in fallo laterale. Ancora in attacco. Pallone fuori, Podda. Lo va a chiudere Rescia, zona centrale per Carmelo Musumeci. La finta, Podda! Non calcia, perde il tempo per calciare. Lo chiude Tuli. Musumeci si ferma, riparte da Sicheira, Podda, Musumeci perde il controllo, Cuzzolino centralmente, Sicheira su Tulli, decisivo, Podda riparte, se ne va via, ancora Podda, lo chiude Rescia, Giosico, ancora per Rescia, il tiro, non ci sono maglie dentro l'area. Lo rivediamo, l'uscita pronta di Sicheira su Tuli, non permette di ragionare al numero 6 dell'L84. Ultimi 4 minuti. Vediamo anche le mosse dei due allenatori. Se ci sarà uno dei due che proverà qualcosa di più per cercare la vittoria oppure si va avanti così. Tondi. Parliamo di power play ovviamente. Silvestri, Musumeci col tacco, Cuzzolino ha capito. Tondi in fallo laterale perché Pulvirenti non si ferma. 1 minuto e una dinamo. Il frizzantino pivot della Meta Catania. Sicheira, possesso suo.
supera la metà campo, Cuzzolino lo affronta, Silvestri aveva cercato Podda, ha capito tutto Raguso. Ancora Sicheira, ancora per Silvestri centrale, Pulvirenti, Silvestri, Tondi col corpo, ha avuto un match point sul destro, il migliore in campo della partita. Si era creato tutto in maniera perfetta, destro, e Tondi è bravo e fortunato. Time out, lo vuole la L84 a 3:24 dal termine. E 24, 2-2 tra Meta Catania e L84, ma secondo tempo tutto a tinte rosso-azzurre con un grande protagonista, Tondi. Però attenzione alle ripartenze dell'L84, come in questo caso con Jossico che mette il pallone dentro, con Carmelo Musumeci che era andato a chiudere. Sicheira è stato bravo in 2 occasioni sulle ripartenze dell'L84, prova ancora col suo portiere, ancora con Sicheira, palla al piede, scavetto per Bocao, pallone dentro, Tondi, Musumeci, si è immolato Cuzzolino, ancora su Carmelo Musumeci, è arrivato l'argentino ad anticipare tutti. Guardate Bocao, forte al centro, la carambola, calcia Pulvirenti, c'è Cuzzolino a chiudere. Il pallone non vuole entrare, porta stregata per la Meta Catania in questa ripresa, con un Tondi anche sugli scudi per ora a salvare la sua squadra. Bocao, ancora il tocco e ancora calcio d'angolo. Ultimi 180 secondi. Dialluca e Carmelo Musumeci fuori dall'area, dentro come un rapace Giovanni Pulvirenti, si muove Dialluca di testa, non riesce a inquadrare la porta sul tiro cross di Bocao. Cuzzolino cerca Rescia, ha capito Bocao, la controlla Carmelo Musumeci, ancora Bocao, Dialluca, ancora per Giovannino Pulvirenti che si destreggia bene, prova a fare uscire la L84 adesso la Meta Catania. Dialluca, Musumeci pressato da Cuzzolino, addomestica lui, controlla bene, elegante, adesso petto in fuori contro Cuzzolino, ancora Musumeci contro l'argentino, Dialluca dall'altra parte, siamo sulla destra centralmente per Bocao, grip sugli scarpini e poi perde invece il controllo Dialluca quando mancano 2 minuti e 10 secondi. Tuli, Cuzzolino con l'esterno, ha capito tutto Giovanni Pulvirenti, dentro, fuori per Musumeci, anticipato da Rescia sul più bello, poteva anche provare forse anche una conclusione
in corsa. Fatto sta che la meta continua a pressare. Siqueira dentro, Gianluca trova Bocao, c'è però ancora Tuli ad anticipare Giovanni Pulvirenti. Entra in campo Siqueira per la L84, si accomoda in panca Gianluca, dentro Podda, la chiusura a 1:43, la decide Quanra con Bocao, Carmelo Musumeci, Podda e Pulvirenti. Tuli, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia bianca, la rimessa laterale rosso-azzurra. Carmelo Musumeci, 90 secondi alla fine della partita, si affida a Siqueira che ha spazio per venire dentro. Ancora Siqueira, la mette in fallo laterale, non ci sono maglie rosso-azzurre, la restituisce alla L84. Brescia spazza via, Bocao col piedone, Podda, Giovanni Pulvirenti, limite, Podda non riesce a toccare, poi arriva Carmelo Musumeci e Tondi va a recuperare il pallone, sarà calcio d'angolo. L'ultimo tocco è di Tuli, si deve ripetere il calcio d'angolo, giallo anche per Pulvirenti e gli dà anche il rosso. Anche il rosso a Giovanni Pulvirenti da parte dell'arbitro, che caccia via Pulvirenti. Si accende un parapiglia. Non si è capito cosa è successo, ma prima il giallo a Pulvirenti era calcio d'angolo meta e poi il rosso diretto al numero 6 della Meta Catania. Non so quanti cartellini sono stati usciti fuori oggi dal primo arbitro ai danni della formazione rosso-azzurra per una partita che non aveva nulla per essere accesa in questa maniera, dato che la partita è stata giocata in maniera corretta da tutte e due le squadre. Calcio d'angolo per la Meta Catania, che adesso prova e deve adesso giocare questi ultimi 60 secondi in